Mister Mauro Zironelli, arriva la sconfitta in rimonta dal Campo d'Argigo. Come analizzare questa partita? Abbiamo fatto un grande primo tempo come con il Mestre, dove meritavamo anche di andare in vantaggio con più gol, però abbiamo fatto un gol su rigore e poi abbiamo creato tanto e come ti ho detto non siamo riusciti a chiudere la partita e abbiamo preso gol sul secondo calcio d'angolo, ne avevamo presi due di fila a 2-3 minuti dalla fine del primo tempo e su una palla che ce l'avevamo in testa, quindi un'altra amnesia come ci è successo a Mestre. Purtroppo sta capitando, era una palla comunque che è passata in mezzo a due, credo, giocatori, quindi un errore grosso, però d'altra parte è un delitto buttare via un primo tempo del genere, creando tanto così e andando all'intervallo sul pareggio. Poi il secondo tempo c'è stato l'episodio che sinceramente non commento perché ci sono le immagini che parlano e sono andati in vantaggio e poi non abbiamo comunque avuto la forza di reagire e di cercare di ribaltare la partita. Abbiamo continuato a girare palla quando dovevamo cercare un po' di verticalità in più nel momento in cui sei sotto e abbiamo fatto delle cose, dell'ingenuità che le paghi a caro prezzo, loro bravi nel perdere tempo e nel portare a casa il risultato. Quindi noi ancora una volta puniti da dell'ingenuità e non abbiamo saputo reagire nel secondo tempo. Quello che avevamo fatto fuori casa a Bergamo, nelle due trasferte di Bergamo non siamo riusciti a farlo in casa e queste cose qua sono da rivedere e da parlarne. Secondo te dov'è da ricercare il problema fra le due facce, come col Mestre? Primo tempo benissimo, secondo tempo meno. Ti dico che faccio fatica anch'io perché sembriamo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, nel senso nel momento in cui fai un primo tempo del genere ti domandi come è possibile che vai a riposo sulla parità e poi non riesci a trovare il bando della matassa nel secondo tempo. Dovevamo essere un po' più precisi, e non siamo stati efficaci nel momento in cui potevamo cambiare partita anche sui cambi e quindi sto cercando di portare tutta la squadra nella migliore condizione possibile, dando un minutaggio a dei giocatori importanti che dobbiamo recuperare, che stiamo recuperando, però quello che stiamo facendo al momento non è sufficiente, non è più sufficiente e dobbiamo migliorare qualcosa di. L'infortunio di Mileto, cosa è successo? È qualcosa di grave? Diciamo che nel momento clou era l'ultimo dei giocatori che pensavo di poter far senza, perché comunque ha quasi sempre giocato e abbiamo provato poche volte qualche soluzione senza di lui, quindi dobbiamo lavorare su questa cosa qua molto in settimana e cercare di tirare via anche quelle sbavature che abbiamo concesso e che adesso stanno diventando poche, però pesano. Poi se ci mette anche lo zampino qualcun altro che vi ho detto, io credo di aver visto ieri il rigore del Real Madrid, eh, mi sembrava molto simile, a parte che erano dentro in area, però c'è stato credo un fallo molto netto all'inizio del loro attaccante, e poi è chiaro che il difensore vede che non si fischia e prova a reagire, però stiamo subendo un'altra cosa che è successa anche nelle prime partite, quindi mi fa un po' pensare perché ci sono degli episodi veramente che non condivido, però rispetto sempre le decisioni dell'arbitro e quindi si può sbagliare.